Mio nonno, che era un religioso, aveva già 93 anni e ha voluto mettermi un nome, dato che era religioso, voleva mettermi un nome Eliezer. Anche sono là i municipi, lì era in regime fascista, e hanno detto che non si può. E hanno cercato di anagrammare il nome, cercato così, ed è venuto fuori l'Isdero. Il nome mi piace perché ho letto abbastanza la Bibbia, no? Noi credo tutte le robe perché quando viene fuori il Dio degli eserciti non mi piace tanto. Si chiama 10 volte sulla Bibbia e a me che sei anche il difensore di Masada dal 70 d.C., no? Mi ha sempre pesato un po' perché era meglio che mi avessi mettuto in non toni, no? Era lì, non ti tieni a mens, e tra lì sei andato in un negozio, che era un negozio, scogli là in un altro, e che il giovane che era lì per tenere a mens, e ciao di fa per tenere a mens, tu fai come la maestra, ecco anche a me mi faceva scrivere 100 volte non devi fare macchie, no? E così come ho detto che ho imparato il nome, no? Sempre la nostra famiglia contadina, sono stata a portare a lavoro le svacchie, chiavai, mus, eccetera. Mio padre, che l'ha sposato un lavoro tardi, perché l'ha fatto più di 40 mesi di trincee da prima guerra mondiale, aveva ingrumato un po' di bestie, mi ha mandato a scuola, che aveva fatto le medie di quei tempi. Dopo aveva cominciato la prima tecnica industriale che è sbagliata là lì, e si è il dio, però è sbagliata. E c'è stato professore di che Trinariciotti, erano comunisti, no, erano come si dice, lì che ti tieni predi se tu vai alle scuole pubbliche, no? E lì mi hanno finito più di una volta, no? E sono venuto a casa e non ho voluto più la scuola, veramente non volevo là neanche a fare le medie. E dopo ho deciso di fare il contadino, anche se sono stato, dato che ero iscritto alla Democrazia Cristiana, a che di De Gasperi, a che di Schumann e di Adenauer, no alle robarie che hanno fatto dopo. E mi hanno chiamato in puesto, mi hanno chiamato in banche, però io non ho voluto là. Ho fatto il libero battitore e lì mi è sopportato, mi tirato su 4 frus e si contento così. Non svuole bene tutti e 4, come che ti dicevi io, ha fatto 30 anni in aviazione militare, come ha fatto l'istruttore di vele, è stato attore per tutto il mondo, anche in Israele, perché onlus, dice onlus, al fatto vele onlus ai warbs, che sentono l'aria migliore di che altri, cioè mi sembra che è una bellissima roba, ecco, oltre che fa vele ai frus e compagnia. Sino sta a Nere un paese straordinario, perché sono in Ogaredes, no? È un paese nevore antico, è sul decumano che va di Sandurì a Cividad, e quindi per Nearet passava la Cividine, che è stata importante fino al 1100, anche attaccata a Pid Udin, la strada, logicamente per sparare la strada, sono passati 2 decumani più a basso, e la strada che aveva di Udin, San Marco, Udin, San Marco, si chiama Valvason, più bassa di 4 km, si chiama la Trevisana. Allora ti faccio le domande, io Sì. posso avvicinarmi sulla telecamera? Allora, così magari ti aiuti anche Sì. a
mettere queste idee un po'. Allora, mi interessa un po'. Io che la cadrelli, è la cadrelli, No, io lei che quindi spostarmi di qua e di là. Ah, buon. Lì. No, perché ti portato fuori la cadrelli di una volta e queste. Allora, mi interessa che tu mi abbais. Sì? Diciamo che cambiare la vita secondo te. Tu l'anno passato ci hai fatto un premio ai colonos, no? Come Sì. contadini, Sì. biologiche. Sì. Mi interessa se proprio te dici che voi siete a un lavoro di biologico, però in realtà tanti svolti non è biologica, le danno etichette, no? Sì. Visto sai che tu hai proprio una curiosità, tu studi legata ai sementi, sai molto Sì. coltivare. Sì. E che è diventata anche una scrittura ultimamente, tu hai scritto robe sui roi, quindi Sì. mi interessa proprio queste robe qua, che tu vedi, i cambiamenti proprio legati all'agricoltura e anche all'OMP, insomma, aiuto in science. E sono cambiamenti che hanno i miei anni, 77 anni che hanno fatto i contadini, e sono quasi sconvolgenti. Perché è buono che sono venuti un po' alla volta questi cambiamenti, ma posso fare un esempio. La prima blava ibride è venuta dagli Stati Uniti dal 1945, cioè gli americani hanno regalato la blava ibride al Papa, no? E che dopo la distribuivano, si pagava altro, e la distribuivano ai contadini. A un certo momento, dal 46, 47, i contadini che si riunivano all'osteria oppure quando avevano a messe o a rosari, no, si scambiavano le idee. E a un certo momento sono accorti che la blave che si metteva una volta, specie la vodries, aveva un sapore, mentre che lì non aveva sapore, aveva diaghe. Quindi ne vuol dire che hanno abbandonato che blave lì, che è di una volta, però aveva il difetto di allettarsi, cioè di buttarsi usa, veniva in sbave, in cui veniva ne vuol di manco. E plan plan, passati i vecchi, tutti sono là sulla ibride. Se tu vedi io come ti chiamo le panole di vodries, lì, blanche, di che di una volta, e poi io la chiamo. Sì, prego. Quando tu sei pronto, tu mi dici. La vodries è blanche e rosse, che è piccinine che qui. È piccinine perché le tenute lì per caso, cioè la vedi smenteate. E qui si fa la miglior polenta che esiste, no? A vodries. Tra la mia vita ho chiamato 3 panole sole con 6 ries. Il resto sono vod. Il massimo è chiamato 26 ries in un cinquantin. Cinquantin è una blavuta bassa che si metteva una volta fino al 12 di lui, lì dai nostri patronos dell'arcidiocesi. Vodries andè anche nere e poi nere di che chi. Una volta i contadini, quando mettevano la blave, avevano sempre le panole di che blave nere chi che misturavano, perché era un miglioratore, dicevano che era un miglioratore. Io non sono un esperto di blave, io metto anche la vodries ogni anno, hanno fuori anche di nere o di altre, però qualche volta qualche asa si bastarde, però è venuto anche caso che la nostra vodries nere che a bastarde che ibride, cioè viene speranze sugli OGM. Esiste una democrazia anche te blava, insomma. Disin democrazia, però dicevano i romanzi, dicevano che dall'eccezione viene la regola e dalla regola non viene l'eccezione, perché lì bisogna capire bene, no, che funziona la blave. Se tutto sapete che ibride, dicono non has, no, regredisce fino ai 7 anni, ai 5 anni che si la metteva, no? Quindi
l'agricoltura è una roba, una vore complicata, no? Disin, per stare in marchia, tu scugni fa certe robe, hanno venire 60 quintali di blave se non tu rimetti. Però il discorso non si può buttare via disin, la qualità di una volta e anche di altre essenze, disin così. Se no si fa la fine del purcit neri Furlan, che era un purcit straordinario. E non l'hanno buttato Dio i contadini, l'hanno buttato Dio che dall'ispettorato di Udin, no? Quindi i cervelloni. Tanto per dite ne robe io che io ho portato anche nelle gambe di Saros Neri, e gli altri 3 vinci, e io faccio scoi con che lì, no? Che sarebbe che il ca. Perché è un po' rovinato, perché se si fa con i vimini, con i vengs vers, dopo si ritira il legno. Ecco, perché è scuola che se lo fa con queste piante qua, un po' di chiolle. Sì, sì. Ecco. Ecco, perché è il sorgo nero, no? Che viene alto, perché è 3,30 alto. Di solito viene 2,80, era una biele pannole che chi non è maduro, anche mo, era una risorsa per Friuli e si fa con che cime lì e si fa si scoi che chi erano la scovote che le femmine hanno in place. La prima polizia dei place. Dopo bisogna dire che sarebbe qui perché i podini sono verità, no? Quando era della polente, però quando era ne vuole fruiare, in che volte non erano i bagni. E allora tal cortile o talora che aveva il gabinetto, no? Annetavano il petale, l'urinale, insomma, e sono robe svere. In poi con quel sarossa che i frusta facevano un cavalotto. Proviamo a farlo. Sì, proviamo a farlo. Sarà un lavoro di importanza per Friuli di Mies perché una volta si metteva in lavoro al servive per vendi. Alleve a Genove, alleve, lì che lo pilavano e lo col polver che veniva fuori dopo pilato i genovesi che sono sparagnini mettevano circa un terzo in tal come si chiama talindaco e attingevano i blue jeans, no? Con il resto, con ciò che restava facevano biscossi, facevano. Quindi chi erano i mercadans che mettevano in sacchi e mandavano via in ferrovie fino al 1968. In poi il Saros Neri lì, la semenza del Saros Neri si dà di mangiare le galline e aveva il ros, la balle dall'uovo aveva un evore ros. In poi, sempre quando erano a croci, una volta a covare, le galline e le d'Indie avevano sempre il saros per cercare un evore di vitamine, non sai, insomma. In poi, per quel che mi contavano, col saros, prima che arrivi il mais, a misturare con i mei e facevano la polenta. Aspetta che ora dreccia il filo qui, dopo gli faccio il cavalotto dai frusta lì. Che hai già una fotografia, però è anche gusto, perché quando tu facevi di biologic, andè biologics, bras, però io sento un circolo di biodynamics, addirittura.
e ti dice che, che di Steiner, la biodinamica di Steiner, no? A Giove vonde, per semenare. Se tu semeni in tal momento giusto, ti nasce la svelta, eccetera, eccetera. Dopo saranno credenze, eccetera. Naturalmente, c'è che bisogna provare, no? Se tu butti un concim anche chimico, che non serve una roba esagerata, non è che rovini tanto, secondo me, no? Però noi mettiamo robe con concim, senza concim, no? Una dico anche viene a questo loro, e magari tu vieni a tu filmi sale, anche te loro. Perché se tu metti la roba sull'ora giusta, non sono problemi. Quindi Allora, l'importante è rispettare i tempi Le- tu semeni, sì, che è fondamentale. fondamentale, però è una roba un po' difficile che ha la giornata giusta. Tu sei esperto. Ad esempio, no, fin di sempre, che ha la luna, vecchie, giovani, eccetera. Dopo sono eccezioni, sono. Però vengo imparato dal 59, ho l'idea che vengo seminato un chiamo di blave, sempre il chiamo consumato, la blave, dot, compagni, dot, che seminate ue dopo misdì, e la de su alta un tocco così, poi di che altre. Che seminate talindomani era state basse, però aveva ne vordi poi rese, il cambio della luna. E come faccio il cavalotto? No, no, beh. Vedete se mi riesce bene, se no lo faremo anche l'altro tocco. E Fros no, non avevamo giocato con chi rifrodiò. E allora e Paris e facciamo il cavalotto. Io forse l'hai tagliato male. Alle masse fresche. No, 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 con qualche. Ecco che viene fuori il cavalotto con la sorella. Dopo si metteva un filistrin a chi che passava sulla chianuccia, sulla chiave. Che era la brene, no? Si chiama la brene. E così tutti i fruttosi anche al venire Saros, e la vengono troppo al paese, che crotamente diventa un cavallo grande, no? Ah, per fare scovest veniva tagliato a una certa distanza e dopo veniva lavorato sul... che potevano Sì, fate fare anche che in tutto il ciclo. Sì, perché mettendo alle verde, no? E veniva, io devo andare a chiedere che il secco, e no, devi fare smassa. E veniva lavorato con la streghe, veniva lavorato da che maniera che la streghe che si stregava le svacche, quindi era pulito e si tornava a... e si metteva il macot e si faceva scovo. E il stesso metodo era sulla scove che si faceva per scovare la chiesa, no? Che non era di plastica. E anche qui si faceva quel lavoro qui. La semences venivano
Voglio andare alle ghialine che sono molto nevore appetitose per loro. La tecnica per fare scuola è anche non si può dire. Abbastanza sofisticate perché ha certi particolari di usare col vimine che si scugna sclapalo, no? Si scugna sclapalo. Il metodo si comincia di parzore e si vengo. Bisogna avere un po' di pazienza, vengo e ven il miec. Qualche volta a ste rovine perché se le masse ver come quel che bisogna restare a sfera, ma anche un mezz'ora, ecco. Il metodo che usava in Kiel, un altro metodo che usa in verso agne, che è un po' più sofisticato di quel che, cioè a spaccare il vimine in tre tocs. Ecco. E come si spicciano in pecchiati che non hai, si spicciano in e praticamente, ecco, per in frente. Si pare drenti, si gira, sul pringir si tira giù il vento e dopo si dà altre dose le andes. E dopo si lo mette sotto i 3 giri e l'inizia il passo. Ecco che è la leadura. Si mette a questo. Ecco fatto. A casa nostra lo leava in quel fil di fier, però è già stato un signor che mi ha insegnato che le adure qui che era prima che venisse il fil di fier, no? Perché sono tante robe in agricoltura e anche in viticoltura, no? C'è molto la sua spring del fil di ferro. Allora andare di che avevano le chiane gargane, che le avevano e tiravano la vite sulle chiane gargane, no bambù. Oppure i siors, avevano i mierlis, taglior seras, no? Tu sai che i mierlis hanno sempre un bus quadri, perché il bus quadri lì era un palo, lungo, circa 2,5 metri. Fra palo e palo era in questione salì e lì era in concentrazione, non solo nelle piante. Piante magari qualcuno può confondi, piante a saresti filare per italiano, da quel senso qui. Perché il furlan è biella, è preciso, però sono parole furlanes che metti come piante che vale per italiano, al credo che serve le piante sole, no? Allora, facevo un discorso sulla lingua, sì, che mi interessa anche che, no? Sì. Sui nomi di robe, Sì. c'è molto che è un discorso che faccio io e te spesso, Sì. insomma. Sì.
Però mi passerei proprio un tuo pensiero su questa questione delle lingue e su che New Furlan che è venuto fuori, insomma, che non so me che di una volta, e quindi mi passerei proprio sull'importanza delle lingue, sull'importanza di chiamare le robe con il loro nome. E il discorso, per me, la lingua è molto importante. Se non altro per rispetto di che abbiamo cominciato in da ora. Dicono che il Furlan ha 1000 anni, no? No, il Furlan ha 10.000, andà. Come l'autunno per Furlan si chiama Siarade, in indo-europeo Siarade. Dopo poi c'è un altro nome, Santos in latino, Santo in italiano, Sant in Furlan, Sant in sanscrito, no? Quindi la lingua non è che serve un blocco, eccetera, viene di lontano. Sono anche altre parole che non mi vengono su, però il Furlan è una lingua arci precise, ad esempio, come che facevano il cavallo a sbarre, che era in stata la prima guerra mondiale, che era in semi-analfabeti, dicevano sono stata a sbarare a Gurizze, cioè spara, ti copre, la vacca ti scalce e poi ti ha fatto male, ma noi avremmo 10 muori con tante svacche che mi vuoi. E il mus ti dà un pan, ti dà un buffetto, no? Dopo poi fare in italiano tutti gli animali defecano. Il cavaliere e la sorella fanno cagules. Le piores, le chiabre e i conigli fanno pirules. Le vacche fanno buaces. I cavalli fanno pitufules e i mus fanno fighes. Quando tu dici fighetta, è la coccoluta del mus, no? Capisco? Allora la precisione di una lingua è che, sai, può darsi anche che muori, però tante parole resteranno come sdrumà, in italiano non è, no? Non sarà sdrumare, però resta come che dicono le lingue di prima. Qualche volta faccio una riflessione, no? Che sono stati Goti, Visigoti, Ostrogoti e compagnie, e tutti hanno il male di chi spopoli, no? La Int, in che volte, quando si chiamava in una certa condizione, oppure pensava di migliorare, emigrava, no? Perché io qualche volta io servi le mans dalla Int, di Tarcin, di che paese lì, di che le manute spicciole così. Cioè, negli anni è venuto e restare così. Non sai, in Francia il medio e l'anulare alle compagne, no? Che lì sono di razze celte, no? C'è poche differenze fra un detto e l'altro. Se io play, sono dress, no? Tutti e due i compagni, no? Cioè, il Furlan per me è la lingua mare, una bellissima lingua. Addirittura mi piacerebbe scrivere un libro che sono scritti tutti i nomi dei campi a che il paese, no? Il Dolo, i Craes, i vari Pramaon, Pramatiole e tutte queste robe saline. Cioè, sono nomi della caratteristica del campo, no? Là che magari lettere un po' in fondo, come Craes, vuol dire in Celtic il campo che aveva un lavoro di classe, no? Oppure le Chiarandes, lì in Chiarandes vicino Villalte, no? I poems si chiamano poems perché
lì è chiare fonde, sono 3-4 metri di chiare, cavagliù di Villalte fino al mare. La spalus di Mortean, che il trovi di sin cavagliù che chiare lì. No? Poams, vuol dire ploams, là che plovive sempre. Chiarandes e sares, là che era in tantes cises, no? Cise chiarandele che stesso, no? Però non era in mones che tenevano le chiarandes, perché se per fin San Francesco dal 1200 diceva tenit conto delle cise, tenit conto delle chiarandes, che lì è il paese là che vanno gli uccelli a fare i nis, no? Lui predicava gli uccelli, però nascondeva predicare gli uccelli, perché lui non era consacrato e quindi non poteva predicare. E allora favelava al mus perché capissi il pezzottare, capisco? Che è una itineraria che mi ha regalato, che io la tengo un buon conto, no? E poteva essere anche là da buttare via, come che chi? Vieni qua. Che è la pile della Gesante, il battisteri di un'eglise che è colata un 140 anni fa qui. E è stata per tale chiesa, tra la nostra famiglia, perché loro avevano due mans, no? Due manzi, no? Tori, cioè castrati, e anche il chiaro di poter portare la chiesa, perché 150 anni fa, qui dal paese sono stati nome 5 chiari sagrei col chiarpin di len, sai che è il chiarpin? L'asse di ferro, cioè 5 avevano l'asse di ferro, il resto era il chiarpin di len, l'asse di legno. E quindi la portata di chiesa, fortunatamente, noi l'abbiamo rovinata. Che piante qui e le piante lì accanto, là che in Chiarnie, quando facevano le case panche, no? Di solito scolpivano che fu qui. La rosa, tu qua? Come no, alla rosa. Comunque, come voi mostrate la mia collezione di classe, che è passata ai nostri schiami, che comunque il resto dal nostro paese, che qui ne muele c'è tra le chiami, che vedo le fotografie tra Sahara e un sito, non sarà stato 30 di che schifo, no? Dal chiam, dopo il Club Ross, il Club Gial, il Club Neri, che lei ne vuole raro, anche di no, il Club Neri, la ponte di un'urne cinerarie, Tox di Embrice e Roman, Plank. Sentini tu per Embrice? i Cops Roman, si chiamano Embrici. E ne fabbriche solo in Italia che io faccio anche mo, e io faccio per il Vaticano. E di Roche, di gialli, sì, giallo anche questo. Insomma, tante robotte, perché noi qui in questo paese abbiamo un cimitero romano, ne vuole grande, ed è stato bersagliato dai cercatori che non è noi e poi ne nome qualche crepe, no? Però lì è anchiatato dal 54, se tu fai con Perez, che l'ha fotografato lui e lì, in che volte era militare. Addirittura anchiatato un'armatura e un anello d'oro lì, no? In che volte 54, qui correva da oro, no? Quindi... Dimmi una roba, perché è una collezione di classe? Spiegami che mi interessa un po' questa cosa. Lo sai perché. Adesso cazzo anche i piccioli. Dove sono? Per di là?
che sono che piccoli perché hai una biele pierre di 1 metro per 1 metro e mezzo che li metti 2 persone che ho di chialaio ogni dì. Ah, ecco, allora che era il significato. Eh. Tu passi, se per ogni club tu hai un leam con altri, insomma. Non sai, è una roba dentro, dopo ti mostro una roba qua. Ti visiti tu là che tu la schiappazzo. Da tutti i chiams che vengono qui, no, no, no. Comunque sono nomi dal paese di Nere. Tra cui sono anche classe di Lusignes, Che sono chi? Pietra Focaie, Sì, sì. che dai un evore grande, che peserà 1 chilo, peserà. Che è raro, chiatalo. E tu ti metti le ogni idea? Tanto, una roba che poi domandati prima. La tua giornata a che ora comincia? Ah, secondo, poi cominciare a 5 mesi come che poi cominciare a 7 di solito. Di solito a 7 dopo che sono in pensione. Che fasi tu? Noi. Lui è per modo di idea, ma tu ti svegli? Io svegli, bevo un caffè di coso. E penso che qui sono 2 dall'orto. Sono in classe dall'orto. Io ti chiamo se... sono in classe dall'orto. Qualche volta è ben fuori anche qualche tocco di fier. No? C'è stato un miez fier di mus, dal 2004, rovinato. Veramente che l'ha stata le idee, perché io ho un volo clinic in tale robe. Allora qua che io ho un madonnò all'orto, così con l'Ain, un mio sposo anche là, che incastonarlo intorno al muro. A tu tennis? Sì. Insomma, in classe fasi in parte come gli arbitri della tua vita, insomma. Senz'altro, Ah. senz'altro. Andai di Tarons qui, e sono slavares. Dopo ti ho veduto che i grandi lì, però andai disegno 2 cubi sta al campo, no? Dimmi un po' chi non dai classe, perché una volta avevi non di via. Non posso stare da ora ad tutto. Non posso stare da ora ad tutto perché io ho un lavoro di interesse, però il discorso è che se tu abbandoni per un momento un interesse tu perdi tutto, no? Cioè mi piace in noi, Ecco, che mi piace anche a me. in noi io ti ho tutte le bestie su noi, ti ho tutte le muse, tutte le robe straordinarie in noi. C'è un indiaga dentro. Anche che qui sono dall'orto. Tu puoi schiattare. Ecco, schiattate tox di cosa? Di cotto, no? Di terrines. A chi al nestorior, dove il campanella, magari dopo fanno le corse fin lì. E uno di ieri a plan d'arte, l'ultima chiesa lassù, e talvolta ho veduto i stessi cocci compagni che venivano talvolta qui. Quindi non sai se avessi imparato io i miei vons oppure che fosse, ma dopo pensi che vendevi perduto, che roba lì, no? Quindi, cioè, allora l'importante che è rapporto dichiarare la tiare e dichiarare il cil. Le tue giornate, ci mutise. Faccio che di una banda ti già pisso classe. No, dai lavori che fai, come che fai ortaggi oppure che vuoi aiutare a ti passare robe, perché è tornato mio figlio a lavorare alla chiere, a fare il camionista come un. E allora vuoi anche aiutare, però mi piace il prato stabile che noi abbiamo prato anche, con i roi, le roses, tutte le roses, tutte le serbes, anche le poi semplici, dopo ti mostrare anche fotografie e compagnie. Però vorrei dirti anche una roba, era un casino, però se Dimmi, tu però. vedi su il class bourgeois, anche te la stale qui, che te la stale che hai tra la chiesa e la io, sono sempre 3, 4, 5
classe bourgeoise, che hanno un'importanza per me straordinaria. Cioè mi contavano i miei che i classe ai tempi, i classe bourgeoise io mettevo sulla porta della stalla perché non tirano i fulmini. Tacco, no? Era alte, quindi 5 metri al collo, 5 metri, no? Era già una chiesa coperte con i cops, cioè una chiesa ricca. Andare 4x4 di muro con i cops, era anche chiesa ricca, ti facevi fino a 200 in fa. Perché avevano il tetto la chiesa, no? Parlato di te muro a sacco prima? Perché è una tecnica di lavorazione. Il muro comincia a 60-70 cm, il muro qui e quello di fronte è 60-70 cm. Allora, fonde un po', no? Si mette una ria di classe, si empla di glerie di qualsiasi roba, no? Dopo tu fai un'altra ria sui classe con la malte, con tonini di malte, e dopo tu empli anche lì, sempre su, fino a 2,5 metri. Muro a sacco. Al tempo, caldo inverno e freddo d'estate. Altri tipi di murs? No, murs è un altro tipo di mur che si fa con la calcina vive. Cioè, dall'impero austriaco, tutti i palazzi ufficiali erano in questa maniera lì. Cioè, il metodo che facevano le spille i romani dei Puins. Capisci? Cioè, si chiama calcestruzzo perché il cemento non è calcestruzzo. Capisci? Il cemento è tutta un'altra roba. Boh, ti fa un giocattolo? E facevo un giocato. Sì, allora torno in casa. Che altra di portata Pieri Fontanin un così. E dite, ti attendi, non fa il Don Chisciotte che attenete. Lei è un 30 anni, passa che lo conosce. Sentiti lì allora. Quanto l'era a Onde Furlane. Partiamo proprio dal riquarto dell'aereo. Perché la nonna mi ha insegnato a fare i chiavalos, però è venuto dalla guerra e chi passava in su miliardi di aerei. Qualche uno lo beccava in tutto questo, no? Lunedì era colato a Maseries, qui, un quadrimotore, un B-17. E portava 13 bombe, e venivano da ora, non aveva le bombe, sono buttate fuori in 10 paracadutisti, sì, l'equipaggio, e tutta la gente, e là ci ha passato un tocco di aereo, no? E io sono su 2 giorni dopo, e portato a casa un tocco così che l'intimo, no? Di B-17 in Friuli andai con le 4, una a Farle, una a Maseries, una a Chiastione di Strade e un Talmara a Lignan, no? Dopo a me mi parlavano sempre del Barone Rosso, Richthofen, no? Allora, non sarei di pitturare, però l'hai pitturato perché lui è frost, che tradè, che sei stata a Chiesa Cocelli di Bottolo di Sfave. Ma allora proprio ne fa un? Sì, proviamo a fare un chiavalò, dai. Allora, io dico anche per non sta massa. No, ma può stacca, se mi dici perché. Buon. Scomentava proprio di giocare. Quando ero in frutta, che mia nonna mi faceva che giocato io qui, no? Con la rincone. Là? Con la rincone. Che è? Che chi la rincone? La chiamano la britola, la chiamano. Ma chi di noi si chiama rincone? A Feagne la chiamano con un altro nome. Come noi chiamiamo qui il stris, il coltello aperto. Sarebbe un'impresa tra le tombe celtiche, ma anche pre-celtiche e compagnie, no? Cioè le robe semplici, facevano gli arcs, no? E
no, non mi vedi che la mia a feagni, che è l'imprest che tenevi sempre da sacchetti e contadini, anche la nonna che il nonno, è già di benestanti che per cercare il mani in cuore, no? Ti hai anche un cuore che si può odi, cioè che il cuore che veniva tagliato al miez, quindi in due parti. Dopo il fare con le piastre, no in bore, entre le smuarse, alla faceva venire placche, la parte dal cuore qui, e dopo faceva il mani alla ronsea, in Friuli chiamano la ronsea. Le prime ronseas avevano solo la lame e che il tocco di fiera qui, cioè il tocco di fiera era attaccato alla lame e per non chiapparsi idee, no? Se no attenevano il dedo su quel affronta qui, no? Cioè avevano nome la lame, no? E, tra l'altro che non sai chi serviva per cerpire la svis, non avevano la suarpes di cerpire la svis. In Puglia dicevano che si rovina la vita, bisognava tagliarla, no? Sempre da sacchette, quel che almenava le svacche dal campo e quel che teneva da oro, quel che teneva la guardia. Perché? Perché quando una vacca si imbizzarriva e che aveva per traverso, si dice che aveva segole, no? E si schiaffava. Allora la invietava in la guardia del sottogola e dopo la recuperavano. Di fatto, in Furlan, per dire matta un, si diceva alle fuori di segole, oppure al tiro passel. E subito dice anche perché si diceva al tiro passel. E su questo momentino dovrei svecchi il cerpin che ti mostri. Perché ne per aula ormai è quasi... Che quello è un asse, no? Di disegno non è di chiar pesante, è molto leggero. Di solito l'asse ha che una boccole a vita, invece che il chi, che è nevore vecchio, ha un foro. Da quel foro qui aveva dentro una spegnole che per Furlan si chiama passel. Allora, se Corint col cavallo oppure qualche schiampava il passel, veniva fuori la rawede e si ribaltava. Allora, dicevano al tiro passel, cioè è venuto fuori dal suo posto e l'ha combinato disastro. Sì, non sai se ti piace, ma metti di stesso, dai. A tu hai le chianuse per fare io dentro le chianuse intere? Ma che non si blava? Sì. Ah sì, dai. Per fare un sozzo per te della chianusa di blave, no? Di mais. Io che io faccio con le chianuse dalla blave di Vodries, no? Quindi si taglia l'internodo fra un groppo che l'altro. Si può farlo anche senza sperare, senza tirare via la scusa, insomma. Però io lo faccio con la scusa perché quando va in manza i frutti, se no si rovina subito, no? Allora si tira via la scusa a un tocco e dopo si va indenando.
a noi è difficile la roba. Io queste settimane estate, siccome che abbiamo veduto lì a Chiesa Coccel un po' di frutta qui, hanno detto se possono venire a imparare. E in estate erano due frutte, due frutti che sono stati qui a fare il muscio, cioè mi piace che sono venuti a domandarmi. Perché ad esempio l'anno passato, nel mese d'agosto, sono venuti i frutti dal paese che mi hanno detto tu che tu conosci il silenzio, perché il gusto di favela con i frutti, ho detto un scherzo, una roba, non sai, anche le chiolte vie, dicono così, no? E sono venuti in cinque e mi hanno detto che vendi là tal tuo prato, tal tuo bosco. Ecco, che è il primo tocco si fa, no? E siamo stati lì 2 ore, lì con quei frutti, e dopo noi abbiamo un bellissimo roll dal campo. Farai 40 fotografie, sti che rolla lì. Come fai le gambe da oro, dal mus? Il roll lì, il len che mi piace a me, no? Tu sai che sotto i 3 roi i Celsa facevano le loro cerimonie, no? Di fatto in lingua celte il roll si chiama Dru e i predis Cels si chiamano Druidi. Tu sai meglio di me. Sai che tu lo sai. Tu scogli saperlo. Come dicevo di fare le giambute zenane, che sono in impulisere anche esteticamente. Sto di pensare che Nayaret è un nome veramente antico, che io direi sarebbe a avere conferme di ciò che penso io, con un signor che hanno scritto un libro di indoeuropeo, indoeuropeano con riferimento al greco. E se è vero come che pensi, sarei davvero contento. Trop ti tu giornate lei tu, libri, giornali, c'è lei tu. No, non lei è sempre io. E voi abugades? Può darsi che lei disegna. Poi ho fatto un esempio. Le confessioni di Sant'Agostino, no? Le hai lette in 6 mesi, intanto che lei deve fare di mangiare, no? Non mi ha fatto tanta impressione. Perché se è buono anche io di fare, era un Berlusconi che lei, anche lei era giovane. E allora è bellissimo, però non è rovinato come che me ne importa. Io ho imparato una roba dalle confessioni di Sant'Agostino, che i professori cinque volte facevano le ferie come e lunghe. Un libro che ti è restato al chiaf e che ti è commentato per vite, quale è? Il mistero del Tailmal. Primo libro che leggo, quando avevo 7 anni, I misteri del Tailmal, non sai come si chiama, che è l'indiano là. Mi piace perché oltre che essere il primo, mi avere la coccia, anche se lei ne vuole, come si dice, romanzato, no? Esempio, lei legge 3 volte, 5 volte, dopo lei l'ha aperta.
che sta sempre attento a quel discorso lì, dai spostamenti delle popolazioni fra l'India ma praticamente tutta l'Asia, no? Che sta in singare. Noi facciamo di singare in tal senso, di singare stupido, l'aria o così o colà. Quando qui dal 46 appartavano la Madonna missionaria torpe las chiases, acclamavano la Madonna singare. Dice bene lì. Come sei stato facendo? In un semplice. Come sto facendo il chiaf al mus, che quello è il sopporto dal chiaf e lo inserisco nel torso. Bello. Mi resta di fare la sorella, le orecchie. Un bel libro che mi è piaciuto è il Gabbiano, c'è? Di Jonathan Livingstone. Sì, Per te ti è piaciuto quel libro? perché casuale, in alto. Un po' come te? Lo sai. Allora è un altro libro che mi è piaciuto ai tempi è stato 1984 di Orwell, perché ero impegnata a capire le ragioni anche dell'Unione Sovietica, non aveva indutituarsi. Come inserisce le sorelle? Si può farlo anche in un'altra maniera, cioè sono in lunghes. Dio, di senatore tu non capivi le robe. Allora si può farlo anche con cosa tondo, no? Però dopo ti svincolare e compagnie, ma se robe, ecco. E come fai la coda, che la fai, si vorresti di fare, anzi, dovresti essere il cimot. Torna là però per tagliare, perché sennò ti Sì. perdevi. E che io dico, ma è probabile che si rompa, penso che non si secchi, no? Il chiavalotto metteva in la coda col pennacchio dalla blava. Cioè, bon, come bisogna proporzionare un po' le gambe, perché sennò le fuori di proporzione, no? Di solito quando faccio io le robe, le faccio sempre con Samudio Clamais o altri universitari, con... no, vedi, Ecco, è un inchuet, ma non importa, dai. Era un signore che dal paese che venivamo lì col mus, no? Allora il mus era dal campanile e il signore era già lì dall'osteria, beveva un taglio e arrivava il mus. Allora io ho detto, messore, ecco il cavalluccio. E io ho detto, messore, ma perché il mus così tanto in da oro? E lui l'ha detto, e quando hai premura e voi apite, e quando non hai premura e voi col mus, no? Un bellissimo libro recente che si smeschi là è la storia del ruolo, che è stato un lavoro di riferimento a quel disegno che pensavo io, ecco. In Sardegna fanno il pan che dura 3-4 mesi, no? E può darsi anche che mettono dentro una parte di farina di vasei, di ghiandes.
Visti per fare l'aereo ci utilizzano. Diciamo per fare l'aereo è lo stesso procedimento, però tu stai un momento di poi perché diciamo vogliono anche le proporzioni, se è massa corto non è bello, se è massa largo in confronto, come si chiama, la sezione aurea. Esatto. Tutte le robe che faccio io sono con la sezione aurea, anche che banchi qui. La lunghezza, la larghezza e compagnia. Perché facendo con la sezione aurea è poi biele, ecco. Sì, me lo rifà un aereo ma piccolo, semplice, come che l'eco viola. Sì, te lo fa. E allora, io dico, scusa, che io dico, che cazzo. E poi la cianusa, la rifilling un po'. Oh, io che quando ero giovane facevo aerei scasuelavi, le cianuse. Ti tiravi su, levi su fin quasi sul secondo layer sui cops e dopo tornavi giù, giravi in secondo mettevi la coda, ecco. Cioè, anche levi con i miei amici che buttavano giù dal campanile, arrivavi fin sul quarto e dopo tornavi in da ora. Stavi su anche 5 minuti, secondo l'aria. Allora, ti faccio le domande, Sì. perché tu continui a lavorare e tu ogni tanto tu mi spieghi Sì. che tu stai facendo. Sì. Che pensi tu di Pasolini? Pasolini era un grande, era. L'hai veduto io Pasolini, del 46, e casai di Donnettine, aveva vincato di casarci con 2 cavaloni, 2-3 chiari, la balla di Strang al Miec, e venivano a ballare a Pascote, dai prasi di Donnettine, il casale di Loreto. Io non è che lo conoscevi né noi, però sai che insomma mi pare, ecco, vagamente di velo io do, no? Dopo mi ha disturbato un'evore anche feo di Bean, si faceva di era una specie, sai che era feo di Bean. E allora che a lui laudavano, alla dite tegnisial, che il feo di Bean alle quel piccolo che arrivava in ritardo sempre, no? Che l'ha fatto quando era deputata a Bruxelles, il disordine, mediante che lei. Riordino di... Ma... Sai tu che vuol dire piccolo arriva dopo? Non tu sai che vuol dire? Bastard. Piccolo arriva dopo. Bas, piccolo e tard. Sì, ma di Pasolini tu la mia. Sì, letta abbastanza, però non è un interesse principale. Sebbene che ai colonos se si chiama che la scred il trono di legno. Sgorlone. Sgorlon si è paragonato o straparagonato a Pasolini. Io credo che Pasolini non l'ha copiato di nessuno, o no? E allora
mi ha detto Lidia, sì, l'ha detto così e così. E Lidia mi ha detto, e la devia, mi ha detto, non hai mai veduto un uomo poi brutto, ha detto. E non stiamo che non serve a ciarine. È buono di dirmi, qualche rabbiosa, io pensi, arrivi tu per fine a pensare? E allora, che chiesa qui, che qua è un 1907, che qui è stata ristrutturata dal 1927, che qui è una chiesa che è stata rialzata due volte. L'ultima volta è stata rialzata dal 1700. I barconi sono che dal 1700. No, non sta là che era in quarzo che per di fuori là. E sono chiese già di siors, che chiese che si chiama che di Quaiat. Era in Quaiassa che. Che state facendo, come? Come sto facendo la sales? Perché dicono è un monomotore, no? E allora faccio la sales, che sono sì, ne robe abbastanza leggere, no? E di grande, come si può dire, di grande levatura, no? Perché metti il barone rosso ai corantielli che la metti su, diciamo, posticcia, ecco. Dopo farsi i plans di code, Oltre ai blave, prima tutte baiavis, no? C'è altri sementi stegni tu conservi tu? che, che, ben che. Tu puoi fotografare, ma là l'hai tutto un casino, eh? L'hai tutto un... Che? Ben. Kiki come Kiki Picasso? No, sono i miei nevoti. Penso che avevo in 3 anni, allora dite, ma Dio, boh, dite, 3 anni. Sei come che mi drenti la sale, Aspetta, ecco. qualche io voi con che i frus, allora faccio un aereo e dopo, siccome che non si può lasciare curti su, in mano loro, lo disfi e loro lo tornano a fare, no? Però in un'ora e mezza, due, i frus lì, anche a casa Coccel, a fare un disegno in embrione, però sono creativi, sono bambini creativi. Mi pare che ti plasino i giovens, dice molto tabais. Oh, ma io sono sempre stato con i giovani, non sono i vecchi io, sono i vieli. Che differenza è Isa? Eh, vecchio, disegno che il Barbos, che il Puccio di Bago e compagnia, mentre vieli è Furlan, che vuol dire come per farti un esempio, ieri a Pradaman, che voi spesso a Pradaman, lì dai COSOS, lì dai Biodynamics, e lì hai conti le sbales ed è un uomo che conta la SOS. Dopo un po' mi ha detto, ma sato che mio nonno era un conto, ostia dite, allora tu sono un nobile, e ostia il dis. Ma c'avevi il cognome? Così, insomma, non sai che mi ha detto. Sì, ma non sono cons. Di che lì? Che cognome io con quel nome lì? Sì, ma mio nonno faceva il mediatore al dì. Sì, c'è vuole al dì, era un con mediatore. No, allora dite, mio nonno era mediatore, quindi un conte Bales. Che? Che il morale lì nel sud di Bessone. Lei mi diceva, diavolo, se lo sta, come nel sud Bessone, là se lo sta. A un certo momento, al cres. Fas, era más 3 metri e mezzo di lunghezza, quel che.
ogni anno. Perché non lo si fa la smora, non è che stanno in veduto che erano, ecco inserire la coda, i piani di coda e come e fa la deriva. Allora, dopo che vinca il morara lì, noi vinca la chiesa fresca. Perché il chiappa il sorelle per qua e per qua è sempre fresca. È un spettacolo. L'unica volta che non mi ha detto perché ha lasciato una roba quando ordinava io. Se motivi della vita matrimoniale, vero? Ma sai che qualche barofin sempre rosano io. Perché lei è segreta, Laura. No, segreta lei dalla qualche dono di questa portazione, no? Non sopporterei nessuno io. Il discorso invece è che metti qua su una discordie che poi logico, no? Specie che come no che lavoravamo insieme e magari lei viene fuori una mezza baruffa, dopo domani magari tu bevi il caffè e non ti divisi neanche perché ti sbaruffa, no? Quindi sai io, non sai io, pensi tu. Della che lei è il segreto della vita matrimoniale. Disegno abbastanza. A volte tante pazienze, ad esempio, a volte resta anche disegno un massimo di cultura, disegno anche di cultura, però no, è alla cultura contadina della base, io è la cultura contadina dell'alta, disegno come cultura ufficiale, sin a pari, no? Ma tu la vegna signora ieri? Ja, sono su da cucinare. Ah, ecco. E 3 volte scolone. E si sese con il suo mu? E se io sta sono, Ah, vius. e sì, mi hanno chiamato a ore e si conosciuti. E si non si andata e si insieme insieme. Però pisa così si insieme? 50 e troppo, Lister. 5. 55 anni, però. Sì. E ce l'ho colpito. Sì che sto. All'era un bel frutto, un buon frutto all'era. Dopo è migliorato col tempo. Cui hai la peggiorata. Oltretutto mi piaceva anche perché a me non mi è mai piaciuto io scappare in nevure. Però come gasosa. Mi è piaciuto anche. Dopo se la... Dalla roba casata e alla lata la roba pesante. Dopo, Scure. perché sono stato in Germania. Sono stato in Germania a studiare all'università di Non conosco l'università da Germania. Trinkenberg. C'è che c'è stato un signor che viene spesso a Chiesa Cucel. Si chiama Carlo Di Fan. Dopo 40 anni si è inchiatato a Feagne. Allora te lo staria di 2 a 7, e dopo era stato ad un treno insieme, a scuola insieme. Che era lui che un fameotto, ecco, cioè che loro erano in Time Fridays. E allora siamo sempre insieme, chiamò, che fa l'elica, insomma, come che. E dice, ma perché sono sempre insieme così qua? Lui era dite, si sta all'università insieme o lui? Che università? Università di Trinkenberg. Allora come anche se insieme lì, allora è Trinkenberg, non dici? Riguardo poi Bielko, vedi, wat is doi? Dio, da tanti riguardi. Di quanti erano giovani che vengono frutti. Però io sempre scuso lavorare tanto perché ero in Besoi, vengono frutti della campagna, le bestie. Sì, sempre
la savonde. Come no, non vuoi d'accordo con lui perché l'altro come dove a me non mi piace. Non starà d'accordo che lei è me. Essa me. Però io, mia madre è di Gialarian Mhm. e invece mio padre è di origine Venete. padovane, venete. Lei è di Piombino-Dese, mi pare. Ah, hai capito. Vignosca come E le venuta colono? colono so Puccini. A Pozzini. Sì, sì, sì. Perché ieri anche, forse le cognos, una persona che era colonna lì a Pozzini, si chiama Lucia, la sua madre si chiama Genoveffe, loro venivano di Trevis. E a verità in Padovana, eh, dal Venete a Puccini. Addirittura io come le zombie al pochino voi io. Però già qualche anno che mi sta più, per me fa conto che Puccini sono miei miei. infatti, sì, due vino Alle scappa. due prendi bene. E noi abbiamo la chiasuta, proprio in place, la Statua della Libertà, abbiamo fatto un magazzino, un negozio, una roba, un distributore, non sai che roba che è. E il signor hanno sapato la chiesa dal mese dei chiam, che è cominciato il dì di San Rocco e finito il dì di San Rocco, chiesa. E è scritta la chiesa San Rocco. È una chiesa nevore grande, e ha 5 camere, sapevi, una camera di passaggio era nevore grande. E aveva in 60 chiamate tutti attorno alla chiesa. Era la vita lì. Dopo i frati non sono d'accordo e così si individuano. Ma ieri veniva di Socca allora? Sì, sì. Con cui? Come pare, mia madre e i miei frati. Non saremo ars. Però io sono da qui, quando sono da qui io, no, quando sono io solo, io ieri a Sarri, avevo guardi sai, e ieri a Sarri a Novara. Ah, da via. Sì, ieri a Sarri con un avvocato a Novara. E quando sei arrivata qua in Friuli sei venuta da tu. Sei partita di Latisane, sei venuta e sei arrivata a Udin. Dio, boh. No, che non sei che parli me, che io non ho i gusti, sei che parli. Dipende giù, sembra... Perché... Allora, ho domandato a Liz dello segreto per la d'accordo, quando si è sposato. Lui mi ha detto un errore, però vuoi sapere la sua versione. Beh, quando lei era rabbiosa, l'Isler io il circo di casè. Il circo di casè. Quando è passata la rabbia, allora di una robe e siamo in un comune accordo. Ecco. Ecco che alla E la fine... versione di lista qual eri? Sì, Sopario ha detto di dismenteare, no? Il de dopo e quindi si va d'accordo. Cioè il de dopo non si vise perché lavoro fatto de prima e quindi... Sì, è la giusta. Va d'accordo. È vero. C'è aereo Isa perché all'estero. Monomotore tipo escort. Ma non abbiamo motivo, che passa di lui, o poi lavori, o tu sei stato via masse, non tu mi hai detto che tu sei là. Ma se ti dici sempre la che vuoi. Ah, Dio. Lì sei tu stata, a 3 anni. Ma non è questa le merete. Però merita le fisse, lui, Sì? il giornale, perché merita sono poi giornali, e lui è plasio di giornali. E passa i giornali. Quindi non tu lei il nome libri, ma anche i giornali. O il giornale o il No, la mia cultura è dai giornali. Terza pagina. Terza pagina. E sei una quarta che sono tanti scrittori, magari che hanno scritto sia due libri, però super hanno scritto un libro solo. È una ripetizione. A parte che non servono libri di disegno, anche lì che trattano di robe filosofiche, so così che tu vas indenato, no? Cioè, tu hai una base e dopo viene, come si può dire, no, discriminare, no, come si può dire, specificare le robe, ecco. Perché a me mi piace capire le robe, ecco. Fra sapere le robe, capire le grandi differenze. Dopo non ti puoi capire tutto. Una giornata tu dici, io 2 anni fa o 3 anni fa i credevi e quindi
come io sai di essere stupido, ma non stupidot. Lasciami per tutti le stampa loro, no? Così anche quando tu leggi, tu hai di capire che non tu devi capire subito. Per esempio, in un lavoro di questo, delle confessioni di Sant'Agostino, la roba la sai passare una giornata o due e dopo la tornavi a lei, per arrivare a capire bene, no? Cioè, bisogna stare attenti. Mi si torna te blave, che Sì. torniamo proprio di cose impartite. Altri robi, sementi che tu tegni, che tu torni a seminare, quali sono? Io ne vorrei di casi Chiacchierami un po' di che roba è. di casi di ort, veramente non so il nome ho, che la sten, cioè, si consegna, eccetera, eccetera. Però il meneolt, Non tu non vuoi dimostrarmi per filmare di sementi, di... e che sono? Sparti in ca, Fammi gli odi, dai. Sì. vedi che sono anche codumers di persone, sono. So che di semenze qui. Che lì sono codumers di semente. Chi sono i pomodoros che tira più che tre giornate talora? Giusti. Pesano più di 10 kg l'uno. E io tu li sai che non vuoi. Dai che come viene a beviare. Prepara, ciò che stare un dutes. Allora, descrivimi un po' le sementi, Elisabeth. Ecco che qui è semente di blede, non lo meneol, cioè le parole tedesche, meneol simili. E lo beve Menone è morto dal 40, lo viene sempre tenuto con, molto produttivo, non chiappa nessuna malattia e quindi si tiene anche come ricordo. Almeno più piccolo di che il normale di comò, però alle nevore più dolce, più buono. Dopo è anche mono, perché dopo si tira via tutte le impurità, no? A fare un lavoro di semente e va su fino a 2,5 metri. Ecco, fammi vedere gli smangs, ben che tu tocchi, secco. E le semente che resta tra il terreno e un lavoro di Heinz. Se metti insieme sotto, e posta sotto anche di Heinz, che quando torna per sore via, a nas già di besole. Vedi è? Il brasiliano che qui là. No, che un secondo, che c'è che è la rucola. E che lì? E che chi? La verde? Cavolo verza. Buon, torna e dis allora. La verde di una volta. Che sono le semente delle sverge di una volta? Che vengono nevore grandi, non sono, come si può dire, non sono tutte scompagne, eccetera, eccetera, però come bontà ha una bontà superiore alle verge di comò. Non sono disegni precise. Le verge di comò vengono tutte compagne, tutte madure in quel momento per cercare di chiappare. Che schia vengono una madura prima e una dopo, eccetera. Poi vengono larghe anche una e 1 metro di che schia. E la semente è vecchia. Dopo viene qui la semente della rucola. Aspetta, no, aspetta che risposta. Torna e dis. Qui viene la rucola e viene. La viene di 2 qualità. Che qui è di che disegno normale di orto che non la viene selezionata no. Però io non si ho perché la semente perché ne vorrei piccole. Però noi viene anche che di chiam.
che si la chiappa sotto al camp, se la ravente all'ort e dopo si fa la semente. E ne vorrei la semente. Dai, anche un cucina a casa, perché noi pigliamo tutta la semente. Piccinissime. Quelli già fatto la mano. Sì, sì, sì. Sa anche mo, ecco. Però il seme le ne vorrei. C'è col tamè, svegli in età, Se viene un tamè sotto. Questo è il tamè. Dopo viene i savorsi una volta, prezzemolo. E viene anche il porro perenne e la Io dico che è perenne anche che. E avvisassi. Sto per fine il menzognero lì. Allora lei un ce lo clami tu quel che le di ma lì però non si vede una semente. No, il discorso è un altro che bisogna avere un altro giornale. Il seme della rucola è molto piccolo. Tu ti metti il nylon keeper, io No, No, non no, va qua. bene sulla non mano. è una roba scura. È molto piccolo. E quindi ne vuole di Rucola in plantas. furlan, Siamo? rucola in furlan. Rucola, è rucola. Ah, si discompare. Sì, sì, rucola. Sì, anche per Come per tagliare. Ecco quel che è sede aromatic, è un altro nome. El? Sede aromatic, Ah, boh. è un altro nome. Che è di l'anno passato. anche su. Perché basta un fouet in tal minestrone per che venga buono. Allora, che si usa anche lì a fare la conserva, che la fa con 15 serbes, che dopo dà un verò. Quale sei la dopo? Io, Di torna di che chi è il il codumare? codumar di Samenze, il cetriolo che tieni sempre la Samenze, che non viene tan grande. A son buoni si quinciane, vorre buoni, che non sono gerb, se ne che non lei come che altre. A son proprio di che di una volta che lì. Che io mi viene anche dolce che lì, dai per un. Quanto sono piccinini. Sì, sì, è che blancela. Ciao di là Dio che hai codumars che qui setto tutti dicono, no? Cioè qualche uno mi dice io in robe strane, ad esempio io sono stato in un paese dove come si chiama lei? Disin d'ogni civiltà, là che l'hai spiercio il blu, no? Spiercio il blu, drente di fuoco. Se tu vas a dire, sono in spiercio il blu, ti dicono, tu sei smat. E allora che si ragna ognuno, no? Anche uno mi dice, io ho spiercio il blu e voi chioli, no? Cioè, vuoi imparare? Non sai se mi capire. Non colli, so io, è importante per mangiare snow. Dopo, io ho 3 disqualità di semences, ma se mandate giù a Roma, là che sono i biologici e biodynamics. La signora referente è di Aquilea, no? Manda giù anche il Sarosner, il Cinquantino, tutte queste robe salino. Esempio, come a fare le biomasse, no? Qui dite che il Saros lì e non vede poi biomasse di tutte queste altre robe. Ecco, quella è la ragione. Dopo mi interessa di comunicare ai frus che vogliono sentire la nostra esperienza, la nostra esperienza. Dopo, cioè, anche avere un italiano che praticamente ha scoperto il, come si chiamano lì,
che l'ha fatta lì per la radio che è Transistor? il transistor. Lei è un italiano che l'ha scoperto, no? Lei dice, ne robe che non vanno noi, no? Si capisce o no? Ora infatti il discorso di poi, perché hai paura che non tu vedi capire. Vai denant. Perché, esempio, la selezione della Blave, quando era Frodio, la selezione veniva fatta quando tu gli avevi la pianta più grande. Cioè, quando tu gli avevi la pianta più piccola, tu la sapevi che è più grande. Che era una selezione. No? Che ti portava a tante altre robe. Cioè, prendi tutto, la panola veniva più grande. Dopo, a chi di no, era resistente. Perché se è più grande, è anche più resistente, no? Dopo, era in che mettevo in la blave, sclappavo in la comiera e mettevo in la blave lì, no? Invece mio padre e i miei barbes e compagnie hanno sempre arato la minuta. Sai cosa vuol dire la minuta? La minuta vuol dire con la guargine, col versoio, cioè muovi la terra. Invece di mettere 6 chiams blave, con quelle danno lì metti 2 chiams. Perché la concentrazione delle danne ti portava laghe spugnose che teneva poi duro al sud, no? E questo bisognerebbe avere poi tempo, perché anche tra la Suez, tra i Lens. No, lo tiro via tutte le impurità, no? E dopo lo metto in via. Seminale dopo 2 anni. Altrimenti c'era fase tu? Mi dima col dis. Io mi diletti anche a fare cornise, sai lavorare anche a lei, che è la tipica di Molgi. I tartars che sta a pensare, finisce, dal 1240 e poi esperto di me in vin, però noi facciamo il vin come una volta, il branchiello di legno, senza nulla dentro, e metti dentro anche il formato. A buone per bene, sì. dentro- Lo chiami il formaggio ubriaco. Ecco. Allora, Allora, chiappa il mettete- colore, no? Sì, sì, sì. Allora, mi interessava, che roba che diceva che io faccio il pomodoro e mettenti 15 erbis. Sì. Mi dicevi che roba lì che mi interessava. Noi i speri pomodoros, dopo io taccio fins, no, ma fa traviers, io metto la pignata con 3 cibole, seconda pignata troppo grande che è. E dopo io un bel macciù di erbe così, un ramacciù per ogni erbe, sedano, salvio, smarino, origano, timo, basili, melisse, fues di carote, non la carota, perché la carota può farti la di mala conserve, mentucce, la mentolina, e insomma, non sei di troppe serve, se la sei di 15 sicures. salvio, smarin, che ben sentito, e metto un per sorte di 2, 30.
insomma, non us plas che addirittura qui hanno vuoi il sugo della pasta con la chiara. Voglio vedere come con la conserva. Cui? Doggio. Doggio. Praticamente, prima tutto su il capo. Ah, boh. Allora io No, l'hai bisogna appena dare fatta. soddisfazione, la seconda regola. Io l'hai appena fatta, no? Che l'hai lì che in modo di mettere dai vasus e un sei mettuto un vasus parò. Va nase. Grazie. Ah, vedi che lei. Ma non la potevo inviodile, io pensavo si resonasse. Bene. Nasile. Di quelli di spoglie. Lui vuole così, invece io il Capital Berry mette la pasta e mangio senza quince perché lei ha vomito. Dimmi no. È così. Questa roba è così che... Bien pomodoro, Sì, Che lì- che lì- sono là de malchi stanno. In dai avuto un sol di 1,4 kg, bene, io mi tu stars. Che era la sola trebbiatura? Sì. Sarà perché l'hai perdato? Per sfide. No, è che ho sedato, sì. Dal Winners, che sta nella Sì. serata, Sì, Sì. finalmente dopo 3-4 anni sei venuta. Sofia ha sì, voluto sì. che venni e ha obbedito, anche non sta tan bene, quindi... Bon, allora dite a lei, a due, a lei, no? Perché andai di... Ho capito, sì. E allora dite così, io ho un pomodoro a chiesa di 1,4 kg. L'indomani sei arrivato tardi, sei arrivato via alle 10:15, così, non sai se lo scrivevi. E chiatti proprio te Carlino, sei entrata la battuta di Fier di Sotto. Ci sono di plastica, lo dite. E allora di noi, no? C'è che la lingua non l'hai tan malata, perché non muore tan la lingua. Lì l'hai morduta, eh? Allora un nostro amico di Udin, Dopo sei stato, scusa, dopo sei stato lì dalla femmina lì, che mi hanno elogiato, lì non so che cosa ho, perché ho, forse l'aiuti a Meteo, dopo si consegna, qualtegni, ad esempio, l'anno passato avevi un pomodoro arca, avevi cotuare il pomodoro così, no? Quindi bisogna tenerlo. come che tarons grandi a lei, allora ti aiuta la semenza di che lei. Sì. Infatti, hai tagliati i pomodori così, che sono in lavoro, che in che modo ti tagliati che fai il succo. E sono proprio te in da ora. Sì, e sono cominci come vengono maduri. Sì, sono Sì. terzi. Allora son- Te la tran un nostro amico di Udin, si è avanzato così, come che fa in comune. Allora tiene mia amica e io capo pomodoro grandi che mai, allora dice, è impossibile. Allora lui ho portato a fare che ti avevi dato a lui. No, ben dice, ha detto, se mi danno quante plantute se possono anni. E alla sei data c'è un ambiente loro. E hanno avuto l'estate pomodoro si lì dalla capa dall'ambiente. Il No. primo pesava 1 chilo E e l'hanno regalato, no? gliel'hanno regalato Mi a lui. pare che aveva dato E un invece chi 20. sta? Un'altra signora, sempre sua amica di lui, e mi ha domandato la semenza dei pomodori, io gli ho dato, sono semenate, tutto quanto, è stato poi lavoro di me, e io ho poi indenato. Il primo pomodoro pesava 1,5 kg, no? E lei te lì di 1,5 kg, ma l'ho portata, dite. Sì, è esperta in che di pomodoro. Però Io- che sono selezionati, Ma che lei chi sono una semenza vecchia, che la mi sempre venuto lei 50 passi che sono assieme, e gli è sempre venuto che semenza. sempre vuole che cioè sempre più grande compagnia. E stesso discorso della pezzata rossa della Valle delle Simene, Sì. no? Cioè, che si orsa lì, che vendeva in Italia, che a squini di Feagne, perché sono stati a squini a fare la pezzata rossa che in Friuli, no? Passa 150 anni fa. E acchiappava sempre il pasco mio, che è in Battolo di Sorelli. E la svaccia si cresceva sempre di più, generazione dopo generazione.
zien come la popolazione come ecco. Prima che mi smentei, allora io dico che hai. Prendi il signor di bere. No, io no, quindi un time non bevo mai, quindi non sede. Se vi vuoi di mangiare così, potete mettere così e se no... Peccato la scritta per il ponte. L'hai scritto per il comune. Ah, L'hai scritto per il comune perché che... Pal Bollettino comunale. volante comunale, sì. Che hai anche la musica dal bosco, ti ho dato la musica dal bosco. No, non mi chiede dal Murasec. Io ti lascio, ma fammi le copie, perché pensi di avere... Quando vai tu sui musei che ti fai le copie? No, tenga lì. Ah, boh. La fase, Ah, boh, quando penso, a tuo telefono to lì tu. Sì. Dammi il numero, sì. per non... Dammi le penne che ti scrivi. no hai penna. Chi beve un pennarello, che tu hai in qua. Non la penna, lui non la... Ah, no, vai cacca, vai. Ah, boh. Tu la poi le scrivi? Scriva lì, va. Sì. Dopo lo Scrivi ricopio. Stefano tutti i visi, no? Sì. Senti perché hai cominciato a scrivere? No. Perché lei è un professore che, no? Io lo chiamo il professor virgola. Mi ha domandato Albano sarà la laurea. E voi dite che dopo stato 20 anni a fare... Non credo che deve una laurea ad onore. Hanno un trischero. Sai che sono i trischeri? Sono i biscari. I bischeri, i trischeri. Comincia a capire. Sto cominciato a capire. Era comunista, i giovani comunisti, tirato fino alla terzo ginnasio inferiore, do superiore, dai salesiani. E dopo portava a Tor l'unità per la sua messa e per la sostaria. Che non sono paesi di comunismo, che sono paesi di quelli di Comedon. No? 60 volte fanno feste che ero là di ben, mediante di Barel, no? Quando compravo la purcita là di... il capo dei democristiani, che era stampato in Canada per non fare soldato, no? E ho detto, ven con un'occa, che la vegni, no? E... perché l'anno è venuto a vendermi la tessera della democrazia cristiana per il barcone lì. Tu ti sei stata lì che non mi vedi poi? No, io ti sarà il balcone in muse. E può sapere, perché no, democristiani si poteva ormai era già rovinata la democrazia cristiana, no? Era che di De Gasperi che qui avevano che io sono iscritto alla democrazia cristiana nel Cotuardis di Unch dal 1948. Nei giovani democristiani era schierato Biasot di Forghiari, che suo frate era segretario del vescovo, le conoscevo. Dopo era Caron, che era partigiano, perché erano i miei partigiani. Tessitori, tessitori, conoscevo 2 chili. Di Sedean, sì. E si lassò prima di fare la festa del Kirtag lì a cosa, la sagra di Villach, e dopo Klagenfurt a realizzare le relazioni diplomatiche. Loro sono lassò col treno o con la macchina, no? Erano in 3 corriere, partiti di Udine. E anche un animale lì a vendermi a me, veramente sbagliato, perché acclamare un animale forse era già... Tu offendi gli animali. Io offendo animali. È talmente riccios che la venduto la canonica con
5.000 metri, butta giù una chiesa asilo che ne torneremo a fare là, però mi manca in 3 capitoli per la storia del paese in Furlan. Ah, tu sta scrivendo. Sì, è già scritto. Ma queste delle musiche dal cuore, e sentite che il lavoro lì? Dico no, Ah, un'altra che sono battitori liberi. Ah, che La storia è una roba che è tutta un'altra, cioè quando mi vengono l'idea, io molto, per esempio, sì. se mi stuzzichi, io scrivo, se no non mi interessa di nulla. Che roba dal muro a secolo, bien molto. Tu conosci Gottardo, Sì, Mitri. Mitri. Io che ho sei stato una volta solo era di lui, che non mi ha portato a cantine. Anche lui la so, però è una persona straordinaria per me. Quindi ti torno a Lui contare era di qua? Ne so di Rivis al Tenimento. Di Rivis al Tenimento. Infatti, sì. Invece che io l'ho conosciuto, dato che lo conoscevi di fame, no? E hai portato un coppo, una tegola. Lei con era scritto Rivis al Talgiamento, 1894, quindi aveva già più di 100 anni, scoppo. E volevo partire perché sapeva che studiavo le linguistiche, perché vi favela dal rucksack, io tutto che sono le robe. Io dite che noi veniamo a guardare il primo volto orecchio che non si teneva, dai 13 lì, però un proprio originale, biel, no? E dite che si chiama rucksack, che è una marca austriaca. E mi ha detto, ma io ero in Francia e sin là sento un locale, una sera, che era il rucksack. Allora via c'è che vuol dire rucksack. E è venuto fuori che il rucksack è il zaino dei cieli. Io diciamo che sono le robe sleali. Allora ti hai già contato la storia dal Muringhian, Sì. il Murasec. Sì. E dite, dal nostro paese, dei paesi d'ogni si chiama così. Ma no, non puoi, no, le robe così, qua. Allora 4 vocabolari, l'ultimo piccinino così. E lui dice, non è no, ma chiaramente che lì, insomma, osti. No. E dite, chiaramente che lì, dite, no? E va a là, e io, e dicevi, secondo che mi rabbi io, Mur Indian. Alle Mur Indian, se lo dici Mur Indian, ma per capisci bene, Mur Indian. Allora, c'è su, e voi, e lui dice, non è come tu dici tu, alle Mur Indian, tutta qua. Buono. E dopo si rimase in cantina. Ma dopo mi ha favelato anche dall'incestador, gli hai regalato un striscio, coltello a petto, Sì. dei cinsi sale a Chiesa Cocello, dopo non muoio. No? Andiamo in 3, no? O 4? 3 sicuri. Cioè, e tante robe vecchie, io qui, e anche le robe che al museo non è. Qualche non sarei poi, se vuole impartare lì. Vabbè, un tamès così, no? Tamès. Alla real così, però è venuto basso così, no? Perché di lei. Però invece di avere la filiale, so, la rete, oppure i tocos di Nonglar, no? Come che il museo ha regalato a quel dei chiari là io, mi viene a tenere, si chiama le chiari di Martia, non c'è che allora, di coreano, sbusato. Però alla più bus, che il fin, che il grueso, Sì. che il più grueso. Cioè, ad esempio, che lì, non c'è un lì che sono busos fins, che ti puoi fare, capisci? Dai veduto un a Tomiec e 3 a San Michele all'Adige, che andano Il 3. museo di Sciabesta. Sì, che è bellissimo, però a me i musei non mi piacciono tan complicati, con vas, eccetera, eccetera. Ad essere una roba essenziale, eccetera. Ad esempio, a me mi piacciono i impresti di Marangon, no? Hai 10-12 planes, qualche spongiarola, sai che sono le spongiarole? No. Le spongiarole hai
che tu fai il bordin lì per mettere il veri che dopo... Sì. Oppure... Hai fine, ne splana e fine così. Ah, capito. Sì. E i fier sono ad hoc, ecco. Ad esempio, sono certi barcons che hanno passato con quel fier, fino a lì, e tu metti giù la lastra di Ho persona. capito, ho capito. Sì, sì, sì. Che sono le spongerole. Dopo Soreman che aveva fatto mio padre, l'aveva fatto in tal Sespar, nel Prugno, perché Duro. la cornice fatta tal bluette, ma poi in alto io darò cornice bielle Se di... pari l'ha fatto il chiaro di lei intero, completo, di persone. Io sto lavorando sul Chiar di Lengle in museo, no? Sì. E allora volevi capire un po' come funziona. Tu mi aiuti tu sugli sparsi, nons, sì? E un po' di non e sai, però hai perduto un'occasione di stupido, perché il carrier, non il carrier, quel che inferiva il chiaro, Sì. di merere, non si è lato chiatalo, se no mi diceva duci non. Può darsi che sono a volta